Pronti? 1, 2, 3. Valida questa volta con The Best of Glory come al solito, che va a sfilare nei confronti di Rambo di Cesato. All'esterno c'è subito Ushuaia B lungo la corda Vassallo, poi Oro FKS, Zola Bad, quindi all'esterno Zitrunas a precedere Roger OP. Ancora Vaclav Lux, alla retroguardia ovviamente Vanguardia. Si viene al passaggio davanti alle tribune 15-1 per i primi 200 metri di corsa. Va all'attacco Ushuaia B di The Best of Glory. Insiste all'attacco del leader, ne vengono fuori 400 metri lottatissimi in 28,8 addirittura, con Ushuaia B che cerca posto seconda lungo i birilli. Non lo trova perché Rambo di Cesato serra sotto e serra sotto anche Vassallo in terza posizione, costretta all'esterno Ushuaia B. 600 in 44,1 comunque, molto svelti. Sbaglia Vassallo che lascia in terza posizione Ushuaia B. Squalificato. Da rivedere un attimo queste fasi un po' coincitate di corsa con Oro FKS che rimane in quarta posizione a precedere Zola Bad, mentre all'esterno è sempre Zitrunas che si trascina avanguardia, anche se in realtà per il momento non viene avanti il treno esterno, sembra spostarsi dai birilli anche Zola Bad. Poco meno di un minuto per i primi 800, 1,16 il chilometro per The Best of Glory, che dopo l'attacco di Ushuaia B ha potuto fare i propri comodi al comando. Rambo di Cesato secondo avanti a Ushuaia B, risale sempre Zitrunas, richiesto all'esterno, va in quarta ruota avanguardia, che non ha di certo ricevuto favori nei primi 1200 passati in 1,38 e deve insistere in mezzo alla pista. The Best of Glory è sempre in vantaggio con 3 lunghezze nei confronti di Rambo di Cesato, poi Ushuaia B, ancora Roger OP che viene dalle retrovie, non entra mai in partita avanguardia. Roger OP è il più produttivo sulle tracce di The Best of Glory, che è scappato a palo lontano, 29,8 questi 400 metri. The Best of Glory con 3 lunghezze nei confronti di Roger OP, che sta arrivando a tiro del battistrada, inseguito sempre da Ushuaia B, poi Zola Bad, l'ultima curva con The Best of Glory che sembra essere in crisi, 15,4, ancora margine però nei confronti di Roger OP. The Best of Glory in vantaggio, Roger che arriva, The Best che si difende da Roger che prova ad arrivare all'esterno, poi Zola Bad e Vaclav Lux. Riparte The Best of Glory che vince nei confronti di Roger OP, che finisce un nasino avanti a Zola Bad. Il successo di The Best of Glory, Roberto Vecchione, Holger Ehlert, i colori di Stefano Mutti. Il successo per l'8 anni da Ganymede, che sfila al comando dopo 100 metri e può controllare al comando prima gli attacchi di Ushuaia B e poi ripartire in arrivo sotto l'attacco di Roger OP, che finisce al secondo posto avanti a Zola Bad. Il successo di The Best of Glory, Roberto Vecchione.